Catania e questo è il giorno più importante per questo comune siciliano. Si celebra oggi infatti la festa del grano. Tanti sindaci del comprensorio e non solo per questa giornata di festa, ed ecco la marchesa che anche oggi girerà per le vie del paese in carrozza. Buongiorno! Amici, fateci sapere da dove ci state guardando in questa giornata. Noi vi mandiamo un caloroso abbraccio da Raddusa. Festa del grano, 29esima edizione. Una giornata ricca di eventi. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati. Angela, Daniela, Mario. Buongiorno. Buongiorno. Buona passeggiata. Grazie mille. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche oggi il giro in carrozza marchesa e marchese per questa giornata speciale. Vero. Sì, una giornata specialissima. Festa del grano, 29esima edizione. 29esima edizione, sì. E un abbraccio a tutti quelli che si collegano, ai nostri emigranti che sono fuori. Un Grazie. abbraccio a tutti. Grazie. Daniela ci segue da Milano. Melina ci segue con affetto da Messina, un caro saluto a te che ci segui sempre e poi commenti sempre in pagina sia su Bella Sicilia che su Onda TV. Ecco, stiamo assistendo a questo corteo che vuole rievocare i momenti della mietitura e qui arrivano appunto i mietitori, li vediamo lì. Salve, buongiorno. Gli editori adesso i carretti siciliani. Amici, questa è la festa del grano, siamo a Raddusa, siamo in provincia di Catania, al confine con la provincia di Enna. Terza e ultima giornata di questa manifestazione che si tiene ogni anno. Questa è la 29esima edizione.
Ciao Giuseppe, ci segue dalla Svizzera e proprio qui c'è anche la tradizione della tavolata di San Giuseppe. Guardate che colori, guardate che costumi. Carusa! Prego, prego, prego. E oggi qui a Raddusa anche il gruppo da Chiaramonte Gulfi, l'associazione femminile 8 marzo, che sta preparando il pane artistico, preparerà anche poi il pane ragusano. Vedremo le immagini più tardi, quindi restate con noi, più tardi altre immagini, altre foto di questa manifestazione in programma a Raddusa. Ciao Fabrizio dalla Toscana. E qui in arrivo un altro carretto siciliano, naturalmente il folklore della nostra bella Sicilia. Dal Belgio, ci saluta poi Daniela da Roma. A tutti voi dedichiamo queste bellissime immagini della festa del grano, 29esima edizione, Raddusa, provincia di Catania. Un caro saluto a tutti gli amici che ci seguono in pagina su Bella Sicilia, su Onda TV, Vivo in Sicilia, e poi vi ricordo anche le nostre pagine dedicate all'enogastronomia, cibo d'occhio e vivo mangiando. Sono qui con Valentina. Sono i giorni più importanti di questo comune siciliano. Ci arrivano i saluti di Santina dalla Germania e poi da Malta. Ciao Cristian. Andiamo a vedere altri gruppi qui alla festa del grano di Raddusa. E qui il gruppo folcloristico. Andorino, vi mettete al gruppo che mi faccio una foto. Ci chiedono, non si chiama Ragusa? No, siamo a Raddusa, quindi in provincia di Catania, un comune la cui storia è legata proprio al grano, e oggi si celebra questa festa. Riccardo ci saluta dalle Marche e qui vedete altri gruppi, anche la Moto Ape e poi la 500 siciliana. Buongiorno. Signorine.
Buongiorno, come si viaggia in moto Ape? Benissimo. Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV che ci stanno seguendo. In serata ci sarà anche la pisatura, un momento che vi invitiamo a visitare se siete qui in zona, oppure seguiteci in pagina. E qui canti e balli popolari che accompagnavano le fasi della mietitura. Ciao Mario, dalla Spagna, Córdoba, un caro saluto a te. Ciao Fernanda. Amici di Bella Sicilia, ancora un caro saluto da Raddusa e qui i mezzi di lavoro dei contadini di una volta. Buongiorno! Buongiorno! Allora, fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo ancora un caro saluto da questa cittadina situata a pochi chilometri dalla provincia di Enna. Siamo a Raddusa, questa è la festa del grano, 29esima edizione. E qui bellissimi costumi per celebrare questa giornata. Condividete il video, fateci sapere da dove ci state guardando e noi vi auguriamo una buona giornata. Ciao ciao a tutti!